Sindaco, quali le novità relativamente allo scervimento e alla pulizia in un periodo estivo dove l'erba è molto alta e quindi voi avete fatto delle nuove assunzioni? Insomma, ci sono delle novità, ce li vuole dire? No, noi assunzioni non ne possiamo fare. Vado per gradi, giustamente come mi dice lei, Agrigento è invasa dalle erbacce, è un problema serio per gli agrigentini, ma anche per me che sono il primo cittadino. Però voglio anche rendere noto le difficoltà che sto incontrando. Partendo dal 2017, quando è stato fatto l'appalto dei servizi di igiene ambientale, bacino territoriale ATO 4 Agrigento Est, l'allegato per Agrigento, si parte dal 2017, però poi hanno fatto le gare e quindi poi è stato controfirmato dal comune nel 2019, ripeto, questo allegato prevedeva questo personale per l'intero servizio della nettezza urbana, scerpamento, spazzamento. Ebbene, un totale di 105 persone, dove soltanto 15 persone sono dedicate per lo spazzamento manuale. Qui non si parla di scerpamento, anche se nel contratto è previsto lo scerpamento, perché si presume che lo scerpamento debba essere incluso anche in questo spazzamento manuale. Ebbene, 15 persone che per legge sindacale devono camminare a coppia. Uno spazza o discerba e l'altro raccoglie. Ora, considerando che il territorio di Agrigento è più grande del territorio di Milano e considerando che Agrigento, città, ha 11 quartieri satelliti, tra questi quartieri satelliti 2 sono dei paesini, e parlo di Giardina Gallotti e di Montaperto. Ora io dico, come devono fare 7 coppie e mezzo a spazzare e discerbare Agrigento più 11 quartieri satelliti? Questo è quello che io mi sono trovato e che è quello che io non posso modificare fino alla scadenza del contratto. O meglio, lo posso modificare, ma naturalmente se si costringono le imprese ad altre assunzioni, naturalmente capite che tutto è a carico dei contribuenti, cioè va poi spalmato sulla Tari. Questo lo voglio dire per chiarire, perché giustamente le lamentele che giornalmente mi arrivano sono tante, però voglio anche affermare che già abbiamo stipulato come ogni anno la convenzione con l'ESA che ci darà una mano d'aiuto per lo scerbamento specialmente nelle zone periferiche di Agrigento, e poi stiamo prendendo altri provvedimenti per risolvere quasi definitivamente questa problematica che è grave per me e per l'intera Agrigento, senza intaccare la Tari. Non sarà caricato nulla ai cittadini. Spero a breve di poter accontentare tutti e chiedo scusa se fino adesso ho lavorato proprio perché io da agrigentino, da cittadino, non riesco più a sopportare le erbacce della città.